Mister, terza vittoria consecutiva, il secondo 2-0 in casa. Oggi giocavate contro l'ultima della classe, anche se comunque non è mai facile perché loro si sono chiuse molto bene in difesa e voi avete fatto un po' di fatica. Sì, sono le classiche partite trappola dove se le prendi con il piglio sbagliato puoi incappare in una giornata storica. Noi diciamo siamo state brave a proporre sempre gioco e cercare di muoverle il più possibile, perché erano veramente chiuse soprattutto nel primo tempo. Poi appena sbloccata la partita diciamo l'abbiamo messa in sicurezza, insomma, per cui stiamo procedendo bene sotto per quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Ecco, a proposito di obiettivi, l'anno scorso è stata una salvezza quasi miracolosa, quest'anno siete partite molto bene perché avete già 12 punti, l'obiettivo principale resta comunque la salvezza o poi si vedrà in corso di campionato se puntare a qualcosa di più? Mantenere la categoria è sempre importante, per cui quello è il primo passo. Ovviamente all'inizio del campionato abbiamo cercato di alzare un po' il livello della squadra e vogliamo scalare più posizioni in classifica il più possibile, per cui questi sono i nostri due obiettivi. La sua è una squadra che fa tanti gol, avete fatto tanti gol ultimamente, ma non ne avete presi soprattutto. È contento, poi lei da ex difensore è contento di questa cosa, di questa attitudine difensiva che ha la sua squadra? Sicuramente la fase difensiva è molto importante, fa parte del bagaglio tecnico di una squadra. Le ragazze quando non sono in possesso palla si aiutano, si mettono bene in campo, per cui è difficile anche farci gol e dobbiamo continuare su questa strada. L'ultima che le faccio, nella distinta ufficiale c'era Scuratti che doveva partire dal primo minuto, ma poi in campo effettivamente non c'è mai entrata perché ha giocato Bettalli, ha avuto un problema fisico. Sì, ha avuto un problema fisico e purtroppo doveva partire titolare come hai detto tu, e invece abbiamo preferito non rischiarla e questo comunque sia comporta che io ho fiducia in tutte le ragazze, e anche se ci sono queste defezioni all'ultimo secondo, per me vale lo stesso, perché quelle che entrano sono sicuro che danno sempre il 100%. La vittoria consecutiva. Oggi anche un bel gol, soprattutto un gol di rapina da attaccante vero. Come ti senti dopo questa partita? Ma per noi era importante vincere per dare continuità a quello che sono stati gli ultimi risultati, per cui era il nostro obiettivo, l'abbiamo portato a casa. E per quanto riguarda il gol è chiaro che è un po' un peso che mi sono tolta, perché comunque magari era un po' che l'aspettavo. Un gol, chiamiamolo di rapina, però insomma dai, l'importante è che... Era buttarla dentro. Era buttarla dentro, no, l'importante è aver vinto e siamo felici, ma riprendiamo subito a lavorare. In attacco c'è grande concorrenza, infatti spesso il mister vi ruota. Come vivi questa cosa? Ma penso che sia una cosa positiva, nel senso che abbiamo davvero ottime giocatrici in tutti i reparti e anche davanti, per cui il fatto di avere concorrenza non può che spronarti a far meglio. Ecco, oggi cercavate tanto il duetto tu e Caterina Bargi, come ti sei trovata, come ti trovi a giocare insieme a lei, che qui a Genova è un idolo per tutte le tifose? Ormai è dall'inizio dell'anno che con Cate proviamo a affinare un po', sai, il feeling, trovarci sempre di più. Adesso oggi abbiamo giocato anche più vicine del solito, per cui è chiaro che abbiamo provato a dialogare con lei, ma in realtà con tutto l'attacco. E con Cate mi trovo bene, insomma speriamo di fare belle cose insieme. Allora mister, è arrivata un'altra sconfitta, però come nella partita con il Cesena anche oggi è stata una buona prestazione, soprattutto a mio modo di vedere nel primo tempo, dove avete imbrigliato molto bene il Genoa, che non è quasi mai riuscito a tirare e a rendersi pericoloso. Sì, avevamo preparato la partita in quel modo e diciamo che nel primo tempo ci è riuscito di bloccare il Genoa. Poi secondo me nel secondo tempo stavamo crescendo e forse ci siamo aperte nell'occasione in particolare del gol. E ancora una volta sembra che siamo lì e niente, non ci resta che insistere.
Ecco, a proposito, forse un po' il primo gol vi ha un po' tagliato le gambe perché stavate appunto crescendo, ma poi è anche un po' mancata la reazione. Certo, è difficile giocare dopo arrivare a giocare, passare in svantaggio dopo 5 sconfitte e cercare di ribaltarla, però forse si poteva fare qualcosina in più, ma anche solamente a livello caratteriale, o secondo lei avete fatto il massimo? La reazione l'ho vista, è chiaro, non è facile perché diciamo che quando prendi un gol, una partita così, sai che dopo è tutto in salita. Credo che abbiamo creato dei presupposti, solo che non siamo state precise e magari così decise in zona gol. Ecco, voi avete iniziato la stagione con un po' di ritardo per via della questione del ripescaggio. Quanto sono state fondamentali e importanti queste 2 settimane, insomma, di pausa per la sosta della nazionale per lavorare e recuperare un po' quel tempo che avete perso, non per colpa vostra ovviamente? Sì, ci ha aiutato sicuramente, ormai io credo dal punto di vista sia fisico, insomma stiamo bene, ecco, abbiamo già colmato quel gap. Allora Elisa, è arrivata un'altra sconfitta, la 6ª di fila, siete ancora a 0 punti, però oggi un'altra buona prestazione perché nel primo tempo avete limitato tanto il Genoa, che è una squadra che tecnicamente in attacco ha delle qualità importanti. Penso che siamo sulla strada giusta, bisogna ancora lavorare un po' di più, magari siamo mancati un po' a livello fisico, ma penso che con la testa ci sia la voglia e la fame di far punti, penso sia il prossimo obiettivo da raggiungere sicuramente. Ecco, quanto è difficile, diciamo, cominciare una stagione in ritardo e poi recuperare un po' quel terreno che hai perso in estate per il tempo che non c'è stato? È stato faticoso perché non avevamo molti tempi, diciamo, per preparare al meglio la stagione, però abbiamo lavorato duramente, abbiamo sudato e penso che adesso ricaveremo i frutti dal nostro lavoro. Quindi c'è grande ottimismo per le prossime partite perché volete trovare i primi punti. Bisogna avere sempre ottimismo.